Siamo a Camisano Vicentino, sede dell'Associazione Veneti nel Mondo, associazione che nel 2013 ha compiuto 15 anni di esistenza, con un'altra iniziativa, fatta dalla Regione del Veneto con la nostra associazione Confindustria Padova e il Comitato Veneto del Rio Grande do Sul, in un'iniziativa, un corso di formazione imprenditoriale che vede la partecipazione di 10 ragazzi e ragazze dello Stato del Rio Grande do Sul, del sud del Brasile, che per 15 giorni conosceranno il sistema imprenditoriale, il sistema d'impresa del Veneto e i possibili sviluppi che potrebbero nascere con quell'importante realtà del Brasile. Per noi una importante iniziativa che quest'anno ha visto Rio Grande do Sul come un punto d'attenzione. Abbiamo portato il gonfalone di San Marco al Comitato Veneto Rio Grande do Sul. Quest'anno abbiamo partecipato alle iniziative di Cittadella del gemellaggio con Nova Prata, abbiamo fatto la pubblicazione di San Marco per aiutare l'iniziativa dei leoni nelle piazze che porta avanti il Comitato Veneto Rio Grande do Sul, in particolare Cesare Prezzi, Alvirio Tonetti, il suo presidente. Quindi tutte iniziative per rinsaldare i legami tra il Veneto e le sue comunità, le nostre comunità oltreoceano. Benvenuti, capite tutti l'italiano? Perfetto. Da 30 anni Cereal Docs è leader italiano nella lavorazione dei cereali e dei semi oleosi. Quindi semi oleosi, soia, girasoli, colza, cereali, grano e mais principalmente. Il tuo nome? Rosa Elena Lovatel. Bruno Giorgio Dani. E vieni da? Vengo da Farroupilha, Rio Grande del Sud, Brasile. Da Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Quanti anni hai? 29. Ho 24 anni. La tua ascendenza è veneta, giusto? Di che paese? Sì, è da Belluno e la città è Sospirolo. Di Brogliano Vicenza, mio papà sono della prima generazione. Cosa rappresenta per te il Veneto, questa esperienza, essere qui? Rappresenta vedere i nostri radici. Un altro Rio Grande do Sul totalmente opposto, diverso, bellissimo. Cosa ti aspetti, Rosa, da questa esperienza? Penso che possiamo imparare diverse cose per fare un lavoro migliore in Brasile e anche vedere cose diverse per poter fare anche nelle nostre ditte e nel nostro lavoro. Tu fai parte di un'associazione in Brasile che si chiama? Sì, faccio parte, è ASPI, Associazione Piccola Italia. E cosa ti aspetti da questa esperienza? Conoscere tutti i modi di vita, conoscere anche la cultura, che è una cultura troppo diversa da noi, le persone sono più organizzate da noi e voglio capire un po' di più tutte le cose che possono insegnare qua. Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Talita Angela Zanete, io abito a Garibaldi, Rio Grande do Sul, nel Brasile. Io ho 23 anni. Mio bisnonno è nato a Fregona e è andato al Brasile, si è sposato e morto là. E cosa significa essere veneta per te? È un orgoglio molto grande perché avere un altro sangue correndo nelle veie è un'emozione. Cosa fai nella vita, Talita? Nella facoltà studio ragioneria e faccio la caixa di una ditta di vestuario in un commercio della mia città, Garibaldi. Cosa ti aspetti da questo corso di formazione, da questa esperienza qui in Veneto? Aspetto poter fare un paragone con il Brasile perché dobbiamo imparare molte cose
che occorrono qui e che devo imparare là per il Brasile. Il tuo nome, quanti anni hai e di dove sei? Thaís, del Brasile, ho 24 anni. Io studio giurisprudenza, mi laureo prossimo anno e lavoro al consolato d'Italia. La tua ascendenza è veneta, di che paese? Verona, Isola della Scala. Ti senti veneta? Sì. In cosa ti riconosci nell'essere veneto? Cosa vuol dire essere veneto per te? Tu fai parte del Converse, giusto? Ci spieghi un attimo? Allora, il comitato fa un grande lavoro nel Rio Grande do Sul per mantenere il legame tra l'Italia, il Veneto e la nostra regione. Semi-lavorato, diciamo, entra da qui per utilizzare la produzione allo bene, ma poi anche durante la produzione un controllo continuo. Mi chiamo Deise Dallagnio, ho 34 anni, sono di São Marcos, Rio Grande do Sul, Brasile. Mi chiamo Davidson Zan, I have 31 anni e sono di São Marcos, Rio Grande do Sul, Brasile. Sono discendente del mio nonno, bisnonno, era di Caerano, San Marco. Caerano di São Marcos in Treviso. Ti senti veneta? Cosa vuol dire il Veneto per te? Mi sento veneta, però in Brasile, perché il mio comune, São Marcos, in Brasile, c'è molti discendenti e là la cultura italiana sta viva, è viva. Tu fai parte di un'associazione in Brasile, come si chiama? L'Associazione Trevisani nel Mondo. Di alcuni parametri ci sarà altri usi. Io sono insegnante, sono laureata in arte e leziono lingua italiana per bambini di 8, 9, 10 anni. Cosa ti aspetti da questa esperienza qui in Veneto? Aspetto di poter conoscere, imparare sulla cultura del Veneto, sull'imprenditorismo, per portare un po' di conoscenza alla mia città, alle persone che partecipano dell'associazione. E cosa ti aspetti da questa esperienza qui in Veneto? Aprender la produzione delle fabbriche e poter levar para o Brasil alguma coisa aqui. Questa macchina qui è per la determinazione delle proteine, della farina, dei grassi, farina e amicheti, che sono le analisi fatte con il metodo ufficiale. Ci vuole praticamente, hanno finito un paio d'ore fa, della mattina, quindi ci vuole una giornata intera con il metodo ufficiale, con il metodo diciamo quello classico. Ragazzi, con la fotografia. La nostra comunità attraverso Aldo ha avuto queste esperienze di poter ospitare e portare avanti questo suo programma di coinvolgimento con i paesi del Sud America. Io lo seguo anche in modo un po' più puntuale magari di altri, per cui ecco, questa esperienza che voi state maturando in questi giorni qua grazie a Aldo credo che sia molto molto importante, perché potete vedere
come stiamo lavorando noi, quali errori la nostra società sta facendo, che sta facendo molti errori per quanto riguarda il schema di vita sociale nostra, e voi siete quelli che hanno in mano il futuro reale della vostra comunità.